Oggi è il 4 settembre, ringraziamo Regal Petra Libera per questo spazio, ringraziamo voi di questo momento che vi rubiamo. Parliamo di Santa Rosalia, la patrona di Racalmuto. Da 5 anni ormai si festeggia anche a Racalmuto questa santa. 5 anni fa iniziammo a ricordare l'evento, l'arrivo delle reliquie in paese, lo abbiamo fatto con un comitato composto dal compianto arciprete Alfonso Puma, dal professore Giuseppe Nalbone, che aveva scritto da poco un libro proprio sulle chiese di Racalmuto, da me, da Peppina Gro e dalla signora Cutaia, che ha messo in piazza, proprio al centro del paese, l'antica immagine che ritrae Santa Rosalia. Su Santa Rosalia si è sempre parlato, il suo legame anche con Racalmuto, si dice e si pensa che abbia origine anche qui, ma di questo naturalmente ne parlerà meglio Angelo Cutaia, che sta cercando altri documenti. Una cosa è certa, che da 5 anni ormai anche Racalmuto ricorda la patrona che si festeggiava già dal 1600, già dal 700, quindi Angelo Cutaia ci spiegherà questo legame di Santa Rosalia con Racalmuto. Sì, noi siamo proprio davanti all'edificio che la tradizione popolare dice essere stato il posto dove è nata Santa Rosalia, esattamente 880 anni fa, cioè nel 1130. Siamo davanti al palazzo di Don Nominato Grillo e la chiesa di Santa Rosalia doveva essere proprio dove ora c'è l'ingresso con soprastante terrazza. Abbiamo raccolto delle testimonianze orali che concordemente indicano in questo posto la casa natale di Santa Rosalia. A questo punto noi diciamo pure che la prima chiesa di Racalmuto dedicata a Santa Rosalia è stata costruita unica al mondo nel 1208, quindi 400 anni prima delle reliquie trovate al Monte Pellegrino a Palermo. Esatto. Monte Topicone stiamo svolgendo delle ricerche tendenti a raccogliere tutti i documenti antepeste, cioè prima del 1624, che dimostrano il culto di Santa Rosalia a Racalmuto e nei dintorni, e cerchiamo di ottenere questi documenti che sono prima della grande propagazione del culto mondiale di Santa Rosalia e prima che venisse dichiarata Vergine Palermitana. In realtà Santa Rosalia abitava a Bivona, dove la sua famiglia era feudataria, il padre era barone delle Rose e della Quisquina, e la tradizione racalmutese dice che casualmente la famiglia era in villeggiatura a Racalmuto e la bambina nacque qui. La tradizione dice pure che, avendo maturato i 13 anni, allora le ragazze si sposavano presto, la famiglia la avesse destinata in sposa ad un nobile agrigentino, la ragazza invece si era votata a Gesù Cristo, per cui rifiutò questo matrimonio e fece una rocambolesca fuga che la vide prima posarsi per una notte nella zona dove c'è la casa di Cutaia, dove oggi c'è l'edicola, e poi fuggire alla Quisquina, praticamente a casa sua, nei suoi possedimenti, dove lì, secondo me, si fece monaca basiliana ed andò poi in seguito ad abitare la famosa grotta della Quisquina. In tempi di Inquisizione, le parole di Angelo Cutaia e le nostre ricerche, sicuramente qualcuno ci avrebbe fatto indossare il San Benito, quindi presi anche per eretici, nel senso che sulla nascita di Santa Rosalia veramente negli anni, soprattutto la Chiesa e i Gesuiti, hanno lavorato molto per renderla a tutti i costi palermitana. Noi vogliamo scoprire qualcosa in più, ma innanzitutto, e comunque per noi il legame c'è sempre, Racalmuto conserva sin dal 1625 queste reliquie. Oggi si farà la festa, ricorderemo naturalmente Padre Puma, il professore Nalbone ci seguirà da Palermo, la città di Racalmuto è sempre vicina alla patrona, e quindi che dire, Angelo, viva Racalmuto e viva Santa Rosalia racalmutese. Qui siamo a pochi metri dal posto dove è nata Santa Rosalia. Addirittura si racconta che qui c'era proprio... La tradizione popolare dice che nel pavimento c'era un segno particolare con l'effigie di Santa Rosalia nel punto esatto dove è nata la santa.
Questo me l'ha detto la mia Pepina Maria Cutaia. Venga su cose di niente, va?